Buonasera. Buonasera e benvenuti. Questa è una serata non speciale ma specialissima perché è la serata finale del Terremotus Napolitan Talent e quindi è doveroso salutare e ringraziare una persona che è qui tra il pubblico, il motore, colei che ha dato vita a questa splendida esperienza, a questo splendido viaggio, il direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Marisa Laurito. Marisa che questa sera è con noi anche in veste di giurata e che ci ha seguito per tutte 16 puntate. Siccome questa sera è una serata durante la quale insomma tireremo un po' i conti di questo talent, di questo viaggio, facciamolo insieme e lo facciamo con il nostro regista, il regista della Stabile ed il regista del Terremotus Talent, Bruno Garofalo, che invito qui sul palcoscenico. Facciamo finta che non ci conosciamo, maestro. Eccolo qui. Buonasera a tutti e buonasera a chi ci segue dal streaming da casa. Io dico solo una sola cosa, a parte il fatto che siamo stati tutti felici di promuovere questa cosa inventata da Marisa e voluta fortemente perché se ne parla sempre di canzone, di musica, eccetera, eccetera. Però noi abbiamo per fortuna ancora un vivaio enorme di giovani, anche meno giovani, in grado di affrontare ancora la canzone classica. Però qualcuno è meno visibile, quindi questa è stata l'occasione per vederli tutti. In realtà mi è capitato di dover seguire questa operazione e non mi ha fatto, da un certo punto di vista, da uno mi ha fatto molto piacere, dall'altro meno, perché io è da un po' che mi occupo di spettacoli e quindi sono costretto a fare dei provini. Ed è una cosa che mi mette sempre in imbarazzo, non mi piace fare, perché molto spesso riconosco in quelli, specialmente nei più giovani, quelli che arrivano dopo tanta speranza, lavoro, studio, arrivano emozionati, tremanti, eccetera, e bisogna liquidarli in pochi minuti, ed è una cosa orrenda. Infatti io cerco sempre comunque di dargli tutto lo spazio possibile. E qui è successo lo stesso, cioè abbiamo dovuto ascoltare tantissimi talenti. Qualcuno deve ancora studiare, qualcuno deve cambiare strada, ma moltissimi hanno mostrato grandi capacità e disponibilità a crescere. Per cui a me in particolare, ma un po' a tutti, è dispiaciuto poi perderne un po' per strada, ma è servito per conoscerli, per averli nei nostri archivi. Noi speriamo di continuare ad occuparci ancora di musica, almeno io, insieme a Marisa e al teatro, e quindi abbiamo focalizzato tanti personaggi e ne terremo conto, cioè ci ha fatto comunque piacere incontrarli e scoprirli. E purtroppo invece poi è una questione di numeri, di voti, grazie anche a delle giurie estremamente qualificate fatte da cantanti e grandi musicisti, e abbiamo dovuto per forza scegliere, perché su 6 bisognava tirarne fuori uno e gli altri forse per pochissimo non hanno raggiunto anche loro il traguardo, ma quando ci si mette in gara è così. Però spero che sia servito a tutti quelli che hanno partecipato e sicuramente è servito anche a noi, perché abbiamo scoperto e conosciuto dei nuovi talenti e speriamo di vederli ancora su questo palcoscenico. Per cui vorrei fare innanzitutto un ringraziamento al teatro, a Marisa, per averci dato la possibilità di fare questi incontri, e vorrei ringraziare tutti i partecipanti, spero che ci seguino o che gli arrivi questo ringraziamento, perché hanno contribuito a rendere ricca ed emozionante ogni puntata di questa operazione,
e spero di rincontrarli in un modo o in un altro. E intanto faccio il mio in bocca al lupo agli ultimi 2 finalisti che si esibiranno stasera. Grazie e buona serata. Grazie Bruno. Intanto riconsegno subito il microfono alla nostra squadra tecnica e Bruno raggiunge la giuria, perché questa sera la nostra giuria è in sala, proprio nella nostra splendida sala, e allora ve li presento. Facciamo un applauso all'ultimo, perché ne sono 11 questa sera. E con noi in giuria questa sera il maestro Bruno Garofalo, che come sempre è il capitano della nostra giuria, 2 splendide voci della nostra stabile di Adagio Napoletano, Francesco Malapena e Susi Sebastiano. Meravigliosi musicisti della nostra orchestra stabile, Ciro Cascino, Luigi Fiscale e Carmine Marigliano. Coreografo e direttore dell'Art Performing Studio, Corrado Capone. Responsabile della comunicazione del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Paolo Animato. Responsabile dell'ufficio produzione del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Daniela Riccio. Il direttore d'orchestra della nostra stabile, il maestro Pino Perris. E mi sa che non ho davvero dimenticato nessuno, il nostro direttore artistico Marisa Laurito. E la giuria di questa sera condivide l'applauso con tutti gli artisti professionisti del settore spettacolo e musica che ci hanno accompagnato nelle varie giurie in tutto questo nostro viaggio da gennaio fino ad oggi. Ma ad ora andiamo avanti. Abbiamo dato il benvenuto al pubblico in sala e diamo il benvenuto al pubblico a casa che ci segue sulla pagina ufficiale Facebook del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Come sempre abbiamo la nostra diretta capitanata da Fabio Paradiso e poi vi dirà qualcosa la mia compagna di viaggio su questa diretta e sulle modalità di voto di questa sera. È forse il momento che io la chiami, come sempre bellissima e straordinaria, Tiziana De Giacomo. Buonasera a tutti e benvenuti alla finale di Terremotus. Finalissima. Buonasera. Sai Tiziana, io volevo chiederti una cosa. Sì. Tu parallelamente alla tua carriera di attrice non sei nuova a presentare grandi eventi, a presentare concorsi, maratone canore, però questa l'abbiamo condivisa. Com'è stata questa tua esperienza in questo Terremotus Talent? Ah, le domande le fai a me? Sì, voglio farla a te. Le fai a me. Direi che è doveroso dire 2 parole. Terremotus per me sicuramente occuperà un posto particolare nel mio cuore, perché oltre a rappresentare una ripartenza dal punto di vista artistico, per me rappresenta una rinascita dal punto di vista personale. Ah, che bello, vedi? E tu ne sai qualcosa. Io ne so qualcosa, bene, Ne sai qualcosa e quindi volevo ringraziare per questa appunto ripartenza, per questa mia rinascita, sicuramente gli angeli che mi hanno appunto permesso ciò, Bruno Garofalo, Marisa Laurito, che mi hanno voluta fortemente, insieme a te, che sei stato un compagno di viaggio impeccabile. E che non sono un angelo in tutto. No, fai parte degli Va bene, angeli, li sto grazie, elencando. vabbè. Insieme a te, che sicuramente ci ritroveremo a lavorare ancora insieme. E volevo anche ringraziare il nostro presidente Giovanni Pinto, Paolo Animato, il nostro ufficio stampa e Daniela Riccio che grazie, mi avete comunque regalato una bella esperienza sicuramente, sperando di ritrovarci l'anno prossimo tutti insieme qui per la seconda edizione di Terremotus. Assolutamente, assolutamente. Come sempre, ormai è consuetudine, tu possiedi il segreto delle votazioni Sì. e adesso ce lo devi risvelare. Ve lo rispiego. Stasera, come abbiamo detto, finalmente abbiamo i 2 finalisti, Anna Rita Di Pace ed Enzo Esposito. I nostri finalisti si esibiranno con 3 brani che sono stati scelti da loro e si alterneranno in base all'ordine di apparizione che è stato precedentemente sorteggiato. Come sempre, riceveranno il gradimento del pubblico da casa con un mi piace su Facebook e con un cuoricino su Instagram. E poi abbiamo il nostro pubblico in sala e il loro gradimento verrà espresso con un applauso al termine di tutte le esibizioni dei nostri 2 finalisti e la giuria tecnica ne terrà conto per formulare il suo giudizio finale, direi in questo caso
finalissimo. Finalissimo. E decreterà finalmente il vincitore della prima edizione di Terra e Motus. Eccoci qui, l'ha spiegato bene come sempre. Ma il vincitore che cosa vince? Questo bisogna dirlo soprattutto questa sera. Il primo classificato o classificata entrerà a far parte della stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Il secondo resterà a disposizione del teatro e comunque avrà una menzione speciale. 60 artisti, più di 30 accompagnatori su questo palcoscenico. È stato davvero un viaggio emozionante ogni sera e aspettiamo davvero questo vincitore, vincitrice o vincitrice nella compagnia stabile. La compagnia stabile che sarà in scena a fine maggio con Adagio Napoletano, lo spettacolo con la regia di Bruno Garofalo, è presente questa sera in sala con noi, con i nostri danzatori, i nostri cantanti e i nostri artisti. Benvenuti, benvenuti e grazie di essere qui. Ed allora, come si dice in gergo, abbiamo scaldato i motori, mi sa proprio che possiamo cominciare. Cominciamo, dai. Allora, come dicevo prima, i nostri concorrenti si esibiranno con 3 brani. Iniziamo con Anna Rita Di Pace. Eccola qui, io intanto come sempre sarò cavaliere. Eccola, Eccomi. buonasera. Buonasera Anna Rita. Eccoci qua, sai che come sempre mi piace fare il cavaliere. Anna Rita, Vai. anche questa sera non sei sola perché sei accompagnata da chi? Sono accompagnata da 3 maestri, al pianoforte Luigi Esposito, Benvenuto maestro. al violoncello il maestro Pasquale Termini Benvenuto maestro. e alle percussioni il maestro Pasquale Benincasa. Benvenuto maestro. Ed allora Anna Rita, le tue sensazioni per questa finale? Sono molto emozionata e voglio solo dire questo. E siamo emozionati anche noi. Sì, siamo E allora tutti emozioniamoci emozionati. con la musica, con il primo Facciamola brano cantare che sennò l'emozione assolutamente. gioca a brutti scherzi. Di Russo di Capua, Torna Maggio. Anna Rita Di Pace. Grazie. Stanno emozionati, se no non canta. Rosa che bella rosa, torna maggio. Senti d'attore chi sti ciura bella. Senti da come canta nella cielo. E voi dormite ancora, e che coraggio. Aprite sta finestra, e bella fata, che l'aria mo s'è fatta imbalsamata. Ma voi dormite ancora, e che coraggio. Rosa, che belli rosa, torna maggio. Rosa, che belli rosa, nanna sana. Stonga struienne prete e che sa via. Ma voi non va faccia tu, mamma mia. Io non mi fire sta da voi lontana.
Rosa, che belle rose, e tu dormite, ma non bascete tu, profumo rosa, e primavera non sentite voce, ma voi caro ambiente non tenete. Oh, catti rose come una viola, a primavera mia si da voi sola. Ma che sta voce voi non la sentite, rosa che belli rosa, e voi dormite. Anna Rita Grazie. Di Pace. Grazie, Grazie Anna Rita. Rita. A dopo. Grazie. Comincia il difficile lavoro della giuria, Sì, concentratissima, mentre noi a Andiamo sprombattuto andiamo avanti. andiamo avanti. Lo chiamo. Enzo Esposito. Buonasera, Eccoti Enzo, elegantissimo. grazie. Anche tu intanto non sei solo. No. No, c'è il maestro Antonio Gillo al pianoforte con me. Benvenuto maestro. Buonasera. Enzo, anche a te la stessa domanda. Insomma, Dai. impressioni per questa finale. Intanto ti aiuto. No, va bene. Va bene così. Io sono emozionatissimo, sono grato innanzitutto di essere qui, grato per tutto il percorso che ho fatto in questi mesi e grato alla mia mamma, alla mia canzone napoletana. Ma guarda che dedica. Ma Che guarda bello. te. Sentiamo che cosa ci fai ascoltare come primo brano. Di Della Gatta Nardella, che t'aggia di Enzo Esposito. Stasera non merita una parola, ma vergata sì, scordate la strada tu cammina sola, sola, e io vengo come un'ombra appresso a te. Che t'aggia di si nata amore dinta all'occhio tiene, che t'aggia di si non mi pensa e non mi voglio bene, che t'aggia di si ho male che mi fai
ma sape chi sto cuore, che muore senza te. Oh, prima suona che malinconi, sto suona d'ora a me, distrutta tu, e fammi una tua compagnia, chissà di mano si te vega chiù. Che t'ha già detto, sino d'amore in dall'occhio tiene, che t'ha già detto, se non mi pensa e non mi voglio bene, che t'ha già detto, se un male che mi fai, tu stessa non lo sai, ma lo sai che sto cuore, che muore senza te. Tu stessa non lo sai, ma lo sape chi sto cuore, che muore senza e te. Che fatti. Grazie, Grazie Enzo e grazie maestro, ci vediamo tra Tra pochissimo. pochissimo, eh sì, si devono alternare. Intanto tutta questa splendida musica e tutto ciò che vedete grazie alla splendida e meravigliosa squadra tecnica del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Infatti Grazie ragazzi. ringraziamo anche loro. Assolutamente. Per la pazienza E e la mentre professionalità. ringraziamo, poiché fremono i nostri due cantanti concorrenti, andiamo avanti. Subito? Subito. Anna Rita Di Pace. Eccola Anna Rita. E intanto si accomodano anche i maestri. Sono emozionatissimi i Ecco nostri qui. due finalisti stasera. Tanto quindi... Anna Rita va a prendere il suo inseparabile strumento. Già ne sentivi la mancanza? Eccolo qui, eccolo qui, il tuo super violino. Eccolo Super. qui. Intanto vediamo se l'altezza va bene. Un po' più Se è giù tutto per a lei. posto? Bene? Ancora un po'? Ok. Dai, Sentiamo che siamo cosa ci canti. spediti. Di Amoruso Cirillo e Chiova. Anna Rita Di Pace.
stretto sta via, a gente non c'è capo, si fa una processione che cammina chiaro chiaro, non è morta nessuno, non è usante nessuno, non si sente una voce, non suona una campana. Intanto che aspetta che sarà per fontana e chi ha un capo creatura e volesse arravogliare sta luna con la funa per me portare lontana, per me portare lontana a do cielo che cielo non si fa mai scuro e chi ha in terra nessuno e volesse comandare per spremere l'ora in dasto sciumamar che non conosco mai perché il mare è lontano eppure sta vicino. Come lunga sta via perché non risponde mai, se perde in de prete miete carta ravogliata sotto alle premura casa rambo che giura e gli stemmono giorno e serate senza pana intanto ancora aspetta che sarà bene fontana e chi ha un capo creatura e volesse arravogliare sta luna con una funa per me portare lontana, per me portare lontana a do cielo che c'è non si fa mai scuro e chi ha terra nessuno e volesse comandare per spremere l'ora in dasto sciumamara che non conosco mai perché il mare è lontano eppure sta vicino. Sciumamara che non conosco mai perché il mare è lontano eppure sta vicino. Per spremere l'ora in dasto sciumamara che non conosco mai perché il mare è lontano eppure sta vicino. Bene, bene, bene. E questa era Chiova.
Bene, allora adesso facciamo così. Il violino intanto lo puoi portare con te. Lo stacchiamo, Stacca, questo stacca, sì. lo prendo io. Ah, Scusa Daniele, eccoci qui. E intanto andiamo avanti. andiamo avanti, porta il microfono, Portiamo così il lo andiamo microfono a in sanificare. quinta per la sanificazione. Hai visto quanti arrangiamenti particolari Ma come anche in sempre. questa finale, come sempre. Come Non sempre. vorrei essere nei panni dei giurati, lo diciamo Assolutamente. sempre, ma mai come questa sera. E quindi ci raggiunge subito chi? Indovina? Enzo Esposito. Eccolo qui. Come va Enzo? Bene, bene. Bene, Non bene, fare bene. troppe domande, No, sono no, emozionati, devono emozionatissimi. cantare. Alla fine, Sentiamo il tuo secondo brano, qual è? di Cardillo Cordiferro, Coro ingrato, Enzo Esposito. Catarì, Catarì, perché mi dici sti parole ma perché mi parli il cuore, mi dormiente Catarì, non ti scordare che t'ha già dato il cuore Catarì, non ti Catarì, Catarì che viene a dicere stu parla che mi dà spasimo tu non ci pensa a stu dolore mio tu non ci pensi no non te ne cura Cor, cor ingrato, te pigliata vita mia, tutto è passato e non ci penso più. Catarì, Catarì, tu non lo sai, ma finita la chiesa, io sono trasuto, e ci ho pregato a Dio, Catarì, e l'ha già detto pure confessore, sto a soffrire, perché sto a soffrire, non si può credere, sto a soffrire tutta l'istrazia e ho confessore che persona santa ha detto figlio mio, lasciala stare. Cor ingrato,
e pigliata vita mia. Tutto è passata e non ci penso più. Cuore ingrato. Enzo. Grazie Enzo, Grazie ci a vediamo voi. tra pochissimissimo. A dopo. Mamma mia, che emozione, si Sei respira. emozionatissima per loro, eh? Sì, C'è tantissimo. grande solidarietà e concentrazione dietro Sì. le quinte e anche tanta voglia di Sì, esibirsi. c'è anche tanto silenzio. Indovina chi viene adesso? Chi viene adesso? Chi viene qui ad esibirsi? La Forse... chiamiamo subito? Sì, Perché chiamiamola volevo farti una subito. domanda. Vai, no, chiamiamola No, subito, dopo? chiamiamola subito che è pronta. Anna Rita Di Pace. Vediamo un po'. Come va? Bene. Così? No, no, Ah, vedi? Va bene così. Eccoci qua. Di Capolongo Cassese, Nuttate e sentimento. Anna Rita Di Pace. che luna che m'ha stasera mi pare sciatati suonà quest'aria serena che scipro cor sospira d'amore dormì non si può chiara luna rosa vento calme amaro Carolina stanotte sentimento non è fatta per dormire lontano lontano po mare turchino pulessa tenzina non suona suona non suona dolcezza non suona incantata cuttica abbracciata suonando morì chiara luna rosa vento calme amaro Carolina stanotte sentimento non è fatta per dormire più bella e più dolce stanotte s'arria si tu vita mia, 'Venisse a bucare, 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 'Venisse a bucare,
amore te come si viene si cara mi tiene risponda che sì chi aria luna lascia vento calme amaro Carolina sta nottata sentimento non è fatta per dormire nottate sentimento non è fatta per dormire. Grazie. Nuttate sentimento. Anna Rita. Anna Rita. Ha fatto così Anna Rita. Si è tolta il pensiero. Adesso non lei. ti puoi rilassare, Sì. è il tuo terzo brano. E invece il terzo brano indovina per chi? Enzo Esposito. Eccolo Enzo. Si abbracciano. Dai, Prego dai. maestro. Maestro. Maestro stava andando via. Sì, Ha detto, no, si era l'ultimo dimenticato. No, non voglio farlo. Stava baciando con la Anna Rita. Ah, ecco, fai la spia, fai. Andiamo spediti. Di Bonagura Bruni, palcoscenico, Enzo Esposito. Vapo viga una voce una stesa e maestra che vonne fa spesa, una carretta che tiene campagna, l'accompagna per tutta la città. Mona sciassa con rossa e con gialla, sa presente che la musica io balla, pazzariella chi stomma che avanza, votta e scansa e chi folla si fa. Può dire che è strada di Napoli che sta so, un palcoscenico. Può dire che la gente di Napoli che sta buona, un palcoscenico. Su scene comiche, su scene tragiche, mentre si recita sente cantare Napoli, 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 acqua fresca chi sa. Quando vi che s'appare una festa, passo ruoto parriglia canesta, come arriva una chiorme straniera, casa vera, corrida, corrida. Carolina si scippa con Rosa, che sta in sistema che è gelosa, pano guappa cantando due cori, sti due sore so buone morire. Può dire che è strada di Napoli che sta so, un palcoscenica. Può dire che la
gente Napoli che stava nu palcoscenico. So scene comiche, so scene tragiche, mentre si recita sente cantare Napoli, 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 e melluna chi ne fuoco, signor Calata, che rimane non Grazie. Grazie Enzo. Bravo. Grazie a voi. Lo osservo per vedere se fa anche lui. No, non l'ha non l'ha fatto. fatto anche lui, ha tirato anche lui un sospiro di sollievo. L'ha fatto. Bene, Ebbene. e intanto ne approfittiamo per far sgomberare dai nostri tecnici il palcoscenico, perché mentre si concludono le operazioni di voto sul web è il momento dell'applausometro, quello che chiamiamo applausometro, e quindi Momento tocca a del- voi in sala. Ormai, cara Tiziana, di esempi non ne dobbiamo fare No, più, dai. perché ormai il nostro pubblico è avvezzo e conosce benissimo le regole del nostro Terremotus Talent. Li chiamo sul palcoscenico Anna Rita Di Pace ed Enzo Esposito. I nostri due bei finalisti. Eccoli qua. Niente, leggo l'emozione nei loro occhi. Beh, io li chiamerei esattamente così come si sono esibiti. Sì. Siamo pronti? Anna Rita Di Pace. Enzo Esposito. Grazie ragazzi, ed un mega applauso che condividono con tutti gli artisti che sono stati su questo palcoscenico. Grazie, E grazie, io lo grazie faccio ragazzi, ad ed in entrambi. bocca al lupo sempre. Bravi, Io ragazzi. intanto li accompagno Dove un vai? secondo, perché ho una sorpresa, mia cara. Una Eccola sorpresa. qui. Sai che come sempre abbiamo avuto ospiti padrini e madrine. Questa sera abbiamo una madrina eccezionale, perché sale su La questo madrina delle palcoscenico madrine, la direi. madrina delle madrine, il direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Marisa Laurito. Laurito. Eccomi. Eccoci qua. Buonasera, benvenuti. Grazie. Allora, carissimi, io volevo intanto fare dei ringraziamenti. Bruno Garofalo, Ecco. compagno di tante avventure, un uomo colto, raffinato, appassionato. Quindi Bruno, grazie per aver portato avanti questo talent. Poi volevo ringraziare i nostri tecnici che sono straordinari, e poi volevo ringraziare il teatro, e qui c'è Daniela Riccio e Paolo Animato, che sono quelli che lavorano sempre dietro le quinte fortemente. Questo teatro dà una grande emozione. Assolutamente, sempre, Veramente sempre. tutti i teatri danno una grande emozione. Io ancora oggi lavoro, per fortuna, in teatro e ogni volta che salgo su un palcoscenico, purtroppo e per fortuna, mi tremano le gambe, perché ogni volta devi dimostrare di saper fare qualcosa. Assolutamente. E quindi mi sono molto emozionata a sentire questi ragazzi, devo dire la verità, tutti e due molto bravi. Tu hai seguito E tutte in le pratica puntate. ho seguito tutte le puntate, abbiamo avuto dei ragazzi veramente straordinari, dei talenti molto speciali. Praticamente questi due che avete ascoltato poco fa, praticamente hanno vinto tutti e due, diciamo la Assolutamente verità. sì. Quindi sicuramente sono quelli che sono stati scelti sia dal pubblico che Dalle giurie dalle varie che si giurie. sono avvicendate.
E quindi che dobbiamo fare adesso? Che dobbiamo Tu fare? Guarda, sei io ti dico- Come sei tutte le conduttore. madrine ci regalano qualcosa. Solitamente l'ospite padrino o madrina ci regala sempre qualcosa. Io so che per caso nella per giuria c'è il caso, maestro sì. Pino Perris, che inviterei su questo Allora, palcoscenico. io però devo dire, non perché Maestro, voglio... dov'è? Allora, canto una canzone che non faccio da tanto tempo, però dovete sapere che io vengo da un periodo di Covid, non ho molti fiati, quindi speriamo che va bene. Noi ci mettiamo lì. Speriamo. Io te scasse sci. No, niente, sei scassata la tastiera, non si può fare. Stiamo guardando. Ce la facciamo? Va bene. Speriamo che mi ricordo le parole. Vabbè, Vai, speriamo. che Va ricordi, bene, vai. ricordi. Bello, con l'occhio bella, una faccia bella, una stella sì. Tu così ponte stella mi pungi il cuore, mi fai morire. Già avevo mai sposata fino messa, ma tu dicesti e non tengo da fare. Lo sai che allo caraso devo andare, io sono nato per sciare, che mi importa di sposare. E non sta bene. Sei una vigliacca, Marie, mi spacchi il cuore, ma fai cilecca, Marie. Io non ti faccio uscire, scassi. Se tu resti con me, ti compri sciù. Se poi trovi scesce, povera a te, io ti scassi, non ti accatte sciù. E del tuo scesce io me ne frega in fru, per una sciata tutto piede da me. Io non trovo nada meglio di te. Ti assicuro sì che se vai lassù, certamente non ti sposo più un fru. Maestro, un po' più piano. Ah, mamma mia, è partito Palermo, è partita. Ma così è troppo piano. Bravo. Bocca, che bella bocca che tieni in bocca, ma che ne fo? Se con la stessa bocca che tieni in bocca mi hai detto no, mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci anima e non sto cuore che pulsa, batte, palpita d'amore. Ah, vuoi andare a sciare e mi lasci solo qua? E non sta bene. Sei una vigliacca, Marie, mi spacchi il cuore, ma fai cilecca, Marie. Io non ti faccio uscire, scassi. Se tu resti con me, ti compri sciù. Se poi trovi scesce, povera a te, io ti scassi, non ti accatte sciù. E del tuo scesce io me ne frega in fru, per una sciata tutto piede da me. Io me ne trovo nada meglio di te. Ti assicuro sì che se vai lassù, certamente non ti sposo più un fru. Piange. Maestro, quella piange. Chiagna, non è perché le chiagna, ma perché chiagna? Che chiagna fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisce, perché a scia te mi so cuppolone, pantalona e scarpe chi ne chiude a sciarpe lana. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai cos'è? È una papera, quest'è! E non sta bene. Sei una vigliacca, Marie, mi spacchi il cuore, ma fai cilecca, Marie. Io non ti faccio uscire, scassi. Se tu resti con me, ti compri sciù. Se poi trovi scesce, povera a te, io ti scassi, non ti accatte sciù. E del tuo scesce io me ne frega in fru, per una sciata tu ti piedi da me. Io me ne trovo nada meglio di te. Ti assicuro sì che se vai lassù, certamente non ti sposo più un fru. Grazie. Grazie maestro. No, maestro, ti Grazie, sequestro lì, ti troppo sequestriamo buoni. lì. Grandiosa. Troppo buoni. Come sai, l'operazione di voto stasera, soprattutto della giuria, è un po' complicata, Un po' più perché lunghetta. i tuoi colleghi di giuria hanno avuto un compito difficile, anzi difficilissimo. A chi lo dici? Esatto, ma lo hanno avuto in tutte le puntate che tu hai seguito. Insomma, da questa analisi che tu hai fatto in tutto questo tempo, Vuoi camminare un po' con me? ma io sono onorato Sì, dimmi. che è in buone mani la canzone napoletana. Ottime mani, perché è nelle nostre mani. Assolutamente. E poi Nelle mani del maestro Garofalo.
nelle mani di questa compagnia stupenda, Adagio Napoletano, straordinari. Io spesso non ci sono qua perché lavoro, ma non crediate che io non guardo e non vi spio, e ogni tanto mi arrivano telefonate. Ma siamo andati a vedere Adagio Napoletano, ma è uno spettacolo meraviglioso, ma sono straordinariamente bravi. E io rispondo: e che me lo dite a me? Lo so. E non lo sappiamo. Sappiamo. Però ti aspetta un compito ingrato. Sentiamo. Ho una sorpresa. Arrivate? Questa è un'altra sorpresa. È Ecco, arrivata questo non la l'aspettavo. busta bollente. Busta bollente. Sì, sì. Le votazioni, già siamo Eh, pronti? sì. Allora, Ah, the winner is... Ma ve lo dico dopo perché devo dire prima il secondo. Ah, sì? Beh, logico. E vedi che mi hai fatto una sorpresa, ero convinto, adesso Allora. partivo spedito. Allora, il secondo classificato... Ma gli ultimi non sono mai gli ultimi perché possono diventare sempre i primi, lo dico, proprio lo sottolineo. Enzo Esposito! Enzo Esposito! Enzo, complimenti, veramente complimenti, bravissimo, veramente bravo, davvero, davvero bravo. Tu sai che cosa vuol dire avere vinto questo secondo posto? Vuol dire che diventerai cover di Adagio Napoletano. Quindi devi sperare che qualcuno si fa male per entrare nel gioco, ragazzi. Sto giocando. Magari Sto io. giocando, invece magari no, magari ci sarà una parte anche per te. Allora, questa è la tua pergamena per aver partecipato, è un po' ammappucciatella veramente, e questo è il premio. Ci sono tutte le Che bella! chiavi di violino. Complimenti, veramente complimenti. Grazie, bravo. Resti qua con E noi, no? naturalmente, dato che Resta erano qua, resta solamente qua, resta due, dato che erano solamente due i finalisti, è inutile che ci incischiamo. C'è il primo. Ce n'è? C'è il primo. E certo, Ah, questo sì? sto dicendo. Ah, Dico, sì. è inutile che ci incischiamo No. e diamo il primo premio a Anna Rita Di Pace. Anna Rita Di Eccola Pace! qua! Che bella! Complimenti, complimenti, bravissima. Vieni qua, vieni qua. Allora, questa è la tua pergamena, Anna Rita. Questo è il premio, eccolo qua. Complimenti, sei emozionata? Moltissimo, non me l'aspettavo, lo giuro. Grazie a tutti, grazie ai miei musicisti, grazie alle persone che mi amano e che sono qui. Non ho altro da dire, grazie a tutti. Sono molto... Ma voi avete chiesto qualcosa di Anna Rita? Sappiamo tutto. Sappiamo tutto sì, di abbiamo Anna fatto Rita. tante Sappiamo domande. tutto. I nostri finalisti non hanno segreti. Tu da dove arrivi? Allora, io sono Voglio sapere dove sei nata. nata a Pompei, ho vissuto a Boscoreale per 29 anni, adesso vivo a San Giovanni a Teduccio con il mio compagno che è in sala, Emiliano. Ecco. Eccolo. Che lancia un È cuore. quello che sta... Ah, bene, che sta... Com'è, carino? Sì, molto. Si comporta bene? Sì, si comporta bene. Se no ce lo dici a noi, ormai siamo una famiglia. Ok. O va team. Va bene, auguri, veramente auguri, in bocca al lupo. Quindi tu entrerai a fare parte della stabile di Adagio Napoletano. Ragazzi, Nuova compagna. Beh, a questo punto, visto che ci siamo, i ragazzi sono qui, io e chiamerei certo, se la nostra volete compagnia salire su tutti questo quanti, palcoscenico. venite La compagnia qua. di Adagio Napoletano sul Intoniamo palcoscenico. una canzoncina, o meglio Eccoli, intonate. eccoli, eccoli. Che arrivano. Potete venire anche voi se volete cantare. Venite tutti quanti qua, anche voi avete... Cantiamo Io tutti vi vado a insieme. sentire, Gennaro, Sì? tieni, io ti lascio questo e mi vado a sentire, a godere lo spettacolo da sotto. Ma no, No, devo stare devi qua, stare con però noi. mi piaceva di sentirvi, va bene. Che cosa succede adesso? Non lo so, forse ci regaleranno qualcosa, mentre Matteo, come vedi, saluta tutti.